Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, spesso 2016, Fioi Bologna, Frosinone, 33esimo turno. Siamo terzultimi purtroppo qui in zona di retrocessione, ma solo a un punto di svantaggio, quindi possiamo recuperare. Abbiamo fatto una gran partita contro il Milan e adesso Fioi dobbiamo continuare su questa strada perché voglio ottenere la salvezza col Frosinone e lasciare la squadra con con la salvezza, diciamo. Sarà comunque durissima ragazzi, perché mi rendo conto che comunque insomma il comendone, passaggio, bellissimo 1-2, bellissimo 1-2, io Stochi, grandissimo Cume, un altro gol ragazzi, mi sto risvegliando dopo l'infortunio, pazzesco Beppe, bravi ragazzi, bravissimi raga, Taider. Occhio, attenzione, attenzione, va a vuoto, gol del Bologna. Fausto Leale è andato a vuoto e c'è il gol, non ci credo. Subito pareggio del Bologna, purtroppo. La gioia è durata pochi minuti. Dai ragazzi, no, stop non bello di Veneziano. Ma guarda, eravamo in vantaggio un secondo dopo, Mirante va a farfalle, ciao. Falco, destro. Per Kraft. Mamma mia, qua c'è andata bene. Dai, cacchio però, buttala via sta palla. Guarda, se la prendeva e l'avevamo in contropiede. Ma guarda che gol che abbiamo preso. Bravo Kuma, il Kuma se ne va. Il Kuma se ne va, splendidamente splendido. E il Kuma la passa non proprio benissimo, però forse torna a noi. Passala. Il Kumento, madonna, cosa ha fatto bene? Cosa ha fatto bene? Il Kumentone mette la doppietta. Io sto che... Mamma mia ragazzi. Micidiale l'asso italiano. Guarda, cioè, rivediamo sto gol perché è stato veramente bellissimo. Lancio sembrava sbagliato, invece è arrivato. Passa subito. E in tuffo un gol micidiale. Signori, il Come si è svegliato alla fine. Molto bene. E che Frosi se ne va. Attenzione, vai Come, corri, corri Paolino, niente da fare. Però pressa, bravissimo, pressa. Bravissimo Come, bravissimo. Però ancora il Bologna, Morleo. Munier. Falco. Taider. No. Bravo Lea. Dai Lea. Portiamola a casa Lea. Dai ragazzi, dai. E finisce qua! La classifica ce la vediamo alla fine della terza partita, eh? Grandissimo Cume, 34esimo turno. Si va a Verona, Chievo-Verona. Frosinone, abbiamo 2 punti di vantaggio sul Genoa che ha perso nell'ultima giornata. Diluvia qua a Verona, bisogna vincere anche questa. Il calendario adesso è favorevole, anche il Chievo si può battere. Vai, saremo con la maglia figa bianca, dai. Se non ci arriva il Cume. Attenzione, si gira, tipica azione del Cume! Ma signori, ma è una macchina da gol! Si è svegliato dopo l'infortunio, non ci credo. E vai di selfie, eccolo qua, bello come il sole di notte, bravo Cume. Grande veneziano, ci ha regalato un sogno. Il Cume regala sogni, signori. Vai veneziano, veneziano ancora, veneziano splendido.
Brutto fallo sul Kuma, signori, stiamo giocando un calcio devastante. Ammonito. Ci va tutto bene adesso. Sappiamo che PES è un po' così, però i momenti che non fai mai un gol, i momenti che ne segni 50. Dai che ci salviamo. Bravi ragazzi, bravi. E mi lanciano benissimo, mamma mia. No, fallaccio spaventoso sul Come. Bellissimo. Il Come prova un tiro a giro, stavolta ho preteso un po' troppo, ma il Come di sponda, bellissima. Ancora Everrosi. Cosa mi ha preso il portiere? Come stiamo giocando? Di testa il Come a sfonda la porta. Mamma mia, io sto a chi... Signori, non so cosa dire. Tutto d'un colpo il Frosinone diventa un tiro da fuori. Ah, peccato. So come me la inculano però. Niente da fare, Dai ragazzi, su. Niente, dormiamo. Niente, secondo tempo la squadra comunque si spegne, quindi dobbiamo cercare di vincere nel primo tempo perché... Radovanovic. Per Paloschino. Fuori di poco, grandissima vittoria. 35esimo turno, ultima partita per oggi. Dopo ne mancano 3, sempre 2 punti di vantaggio perché il Genoa ha battuto il Carpi e dopo diamo la classifica a fine di questa partita. Vai. Veneziano si è scatenato. 5 gol in 3 partite. Adesso c'è un avversario difficile. No, ho sbagliato, un avversario difficile, la Fiorentina. No, adesso non è successo niente, partita difficile, cioè, la Fiorentina non è Bologna e Chievo. Dai, anche un punto può andare bene comunque, però voglio la vittoria. Dai che andiamo, dai che andiamo, dai che andiamo. Niente. Ilicic. Kalinic. Ilicic. Tiello. Occiatello. Tello. Aia, Kalinic. Recuperiamo molto bene. Però io sono un po' in fuorigioco di poco. Sveglia come. Grazie. Madonna che bella. Mamma mia che bella. Il buco. Il buco. Sì! Viene giù lo stadio. Viene giù il Matusa. Viene giù il Matusa. Veneziano l'ha messa. Veneziano l'ha messa. Sulla ribattuta del portiere, signori, sono in un momento magico. Sono veramente in un momento magico. Magic moment. Magic moment. Vai, ancora un'azione strepitosa e ancora il Cube, solo contro tutti, solo contro tutti! Mamma mia, cos'è questo Cube? Cos'è questo Cube? Un momento magico, magic moment! O nel primo o nel secondo tempo, mamma mia ragazzi. Signori, che Cume. 2 azioni simili, li abbiamo massacrati. Sta venendo giù tutto, Felmatusa è esploso, la ciociara le tettone fuori, me la cala anche oggi, mamma mia ragazzi. Me la cala continuamente, non ce la faccio più, sono quasi stanco. Mamma come godo. Libidine pura.
No, non darmi il fallo, dai. Ah, stronzo. Ho ammazzato qualcuno, vabbè. La 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 la. Dai ragazzi. Non voglio sorprese, se è una gran vittoria appunto. E ancora il lancio. Questa è l'azione contro la Fiore, Fiore. Mamma mia ancora. Mamma mia ancora sontuoso veneziano. Sontuoso veneziano. La metto in mezzo, mamma mia. Sembra il cume del Leeds, signori. Ci siamo svegliati alla fine, dopo un infortunio di 3 mesi e mezzo, incredibile. Mi sto conquistando anche la possibilità di avere una squadra più forte il prossimo anno, eh. Godimento lento. Proviamo il tiro da fuori. Recupera Sepe. Dai che è vinta la quarta consecutiva, non ho parole, signori. Non ho parole. Il come difende su tutti, non mi interessa. Pressing puro. Vesino, Suarez, Telio. E finisce qua. No, fuori gioco, scusate. Che cazzo. Che rincoglionito sto Kuma. Adesso finisce veramente. Frosinone batte Fiorentina 2-0. Veneziano, Veneziano. Però festeggia la Fiorentina. Questo è il bello del calcio. Perdono e festeggiano. Che bello. Probabilmente hanno conquistato la Champions. Non lo so. Boh. Ho vinto io però. Ho vinto io. Dai, dammi la sconfitta del Genoa, ti prego. Il crollo Genoa. Il crollo Genoa, ragazzi, del Genoa. Vedi questo. No, ha vinto qua. Adesso vince sempre anche il Genoa. Però siamo a un punto del torneo, stiamo recuperando anche su Torino e Sampdoria, mamma mia che lotta per la salvezza, Fiore, una roba meravigliosa. 23, abbiamo 23 presenze, 12 gol e 4 assist. La classifica l'abbiamo vista, un saluto del Comendone veneziano, prossima partita proprio contro il Genoa, se vinciamo ipotechiamo ragazzi e mancano 3 giornate alla fine. Ciao!